Buongiorno, la voce è andata via, sì, che bello! Come ogni giorno vado a camminare, però faccio un percorso diverso che è tutta salita. Buongiorno, buon inizio weekly. Oggi è martedì, sono un pochino in ritardo di un giorno. Ieri sono andata dal dentista e quindi poi ho fatto spesa. Mattina sono stata a camminare tutta la mattina. Vi faccio vedere un regalo che mi è stato mandato, oltre ad altra roba. In pratica si tratta di questa teiera, che in realtà sì, è una teiera, però è anche una tazza. Cioè, guardate che figata, va in incastro con questi gattini e cagnolini. Pipo, sei biologico? Ami essere biologico? Vorrei farvi il video di come ho organizzato, di come alla fine mi sto trovando bene ad organizzare l'agendina, il diario di Molang. Penso di fare un video, magari compilo con voi un mese futuro, insomma. Ieri ho avuto modo di testare lo stabilizzatore. Vi posso dire che, a parte che va bene, ma è ottimo anche per ricaricare il telefono. Avevo il telefono al 4% di batteria e non avevo finito la passeggiata e quindi ho utilizzato quello per ricaricare ed è arrivato al 64% in mezz'oretta neanche, cioè una bomba. Ieri ho comprato questo colore. Allora, vi faccio il video sulla tinta viola, però prossimamente farò anche questo, quando decolorerò i capelli però. Ho preso anche questo campione non gratuito, però di questa crema per mani, ma vi posso dire che è ottima. E l'ho trovata ieri al Tigotà e c'è lo stand proprio con questi formati piccolini. Oh, è buonissima. Anche oggi, tanto buongiorno, oggi è mercoledì. Sono venuta a camminare e sono a San Vito come ieri, solo che è uscito il sole, io sono stravestita. Adesso vado in farmacia, sulle stories l'ho detto, devo andare in farmacia a prendere la Gental in beta. Qui da Fiori stanno facendo lavori, però ho letto che riapriranno non per la stagione estiva, per dicembre 2018. Stanno facendo tutti i lavori in hotel, stanno ristrutturando e quindi è tutto chiuso. Ho fatto. Comunque questa è 0,1 e 0,1%. C'è anche quella con 0,5. Costa anche di meno perché ho visto in internet costa €1 in meno, quella con più cosola. Vabbè, comunque c'è un gatto nero là via. È la terza volta che vengo a San Vito. Non è tanto. Sì, perché non mi piace fare la ferrovia, la ciclabile, pedonale, ma piuttosto che stare a casa e fare la pigra, cammino lo stesso qui, solo che asfalto a me non piace. A me piace più camminare nel bosco, solo che è troppo bagnato, si rischia sempre di scivolare, quindi evito. Questo è il percorso che mi aspetta. L'uccellino, tutto così, tutto asfalto, ve l'ho detto 1000 volte. Mi piacerebbe tipo camminare, che so, sull'argine di un fiume, una passeggiata tutta sull'argine di un fiume. Ecco, allora lì mi piacerebbe molto di più. Sai, è il rumore dell'acqua che ti rilassa, e invece così non mi piace tanto. Comunque mi sono venute le vesciche ai piedi. Sì, bene. Oggi non ero intenzionata a camminare, però sono partita un po' più tardi e ho fatto tutto con molta più calma. Ho fatto un piccolissimo ordine dal Carlita Shop e poi ho fatto un ordine più consistente da Shogun, perché c'è la nuova linea Argan Bio e quindi mi sono comprata la crema mani, il crema viso, il mio profumo che mi piace tanto, il Lady Million. Ho preso la versione più grande questa volta e ne ho preso uno da borsa che è non mi ricordo qual è. No, oggi devo fare pulizie di casa perché non le ho fatte né lunedì né ieri. Buongiorno, mi tocca illuminarmi perché piove. Piove, è buio di fuori, quindi mi tocca usare la ring light, che almeno ce l'ho per qualcosa, no? Ce l'ho in realtà perché se manca la corrente è ottima. Il problema è che si vede tutta riflessa negli occhiali e vabbè,
Comunque, senza occhiali divento cieca, per cui non conviene che io stia senza, perché proprio non ci vedo. Allora, mi sono preparata il tè, mangio i biscotti, così finisco con i biscotti là che fanno schifo. Bebe! Oddio, c'è gli occhi sparaflesciati. Sì, senza c'è differenza. Cioè, così è senza. Il problema è appunto che si riflette sugli occhiali. Così è con. C'è solo quello il problema, più che altro, perché poi per il resto ci si abitua a avere una luce così forte puntata addosso la mattina. Autoconvincimento. Visto che sono qua dalla finestra, vi faccio vedere le unghie che ho fatto ieri sera. Questi sono gli sticker, se ho un po' di pellicine non importa, perché non ho più messo l'olio ieri sera per cuticole, perché poi Franz dovevo mettergli la pomata e quindi era tardi, non l'ho più fatto. Comunque ho messo questo, non è messo proprio benissimo, questo set, e lo stesso dall'altra. Stavo mangiando questo prosciutto che l'ho preso al Lidl la scorsa settimana della Dulano e era in offerta a 99 centesimi, 150 grammi, però non è cattivissimo, però è salato. E mi sono persa tutta la mattinata a giocare col tablet con il gioco delle bolle. È un gioco che si trova su Play Store. Ho perso tutta la mattina a giocare con quello, sono arrivata a livello 100. Buongiorno, ormai io vi registro sempre fuori casa camminando, ma ieri non ho camminato perché pioveva e oggi ha smesso da poco, si sta schiarendo il cielo, anche di qua si sta schiarendo, quindi io tento la fortuna e provo ad andare a camminare. Seguitemi su Instagram. Per chi non mi segue, ieri mi è arrivato il pacco di Carlita, dal Carlita Shop, cioè da Napoli al Cadore c'è stato un giorno, ma neanche Amazon Prime è così veloce, tutto ben imballato. E ho provato il burro cacao, la dolci labbra di Alchemilla alla vaniglia. Allora, va benissimo, non avevo mai provato e va benissimo. E l'unica cosa che da vaniglia non sa, cioè io non ho né il profumo né il sapore, non sa di vaniglia secondo me. Comunque va benissimo, idrata molto bene e perdonate i miei video con un po' di fiatone, ma è normale, mi sopporterete. E cos'altro avevo preso? L'autobronzante devo ancora provarlo. Sto facendo un po' di scrub prima. Se vi chiedete che scrub faccio, zucchero, miele e olio, basta. Un po' di sale magari, dipende, un po' di pepe, aceto, no, dipende insomma dalle volte. Poi siccome nell'ordine avevo scritto che sono una youtuber non le avevo chiesto niente, le avevo solo specificato che insomma faccio video anch'io e mi ha mandato 9 campioncini. Ho visto che di solito ne manda di meno, tipo 3 o 2, e invece a me ne ha mandati 9 e poi i soliti 3 cioccolatini. E niente, sono stata molto contenta del servizio perché è veramente veloce, ottimo.
sono a San Vito e sto andando più avanti del solito con la mia camminata, perché ormai sono 2 settimane più o meno che cammino, quindi devo iniziare ad allungare un attimino, non troppo, però allungo un po', e quindi devo passare anche dove non voglio, purtroppo. Ovviamente tutta la ciclabile percorre la strada che faceva una volta il treno. Qua c'è acqua però, vabbè, mi laverò la testa. Oddio, qua c'è il rimbombo. Sono arrivata alla cava e qui volendo c'è anche, non so se quello è un bagno, non lo so, non sono mai andata a vedere. E qui c'è una casetta dove ci si può fermare, mangiare. Ci sono le panche con i tavolini, i cestini. Ho incontrato anche la spazzatrice, mi ha rovinato la camminata, la velocità, perché mi sono dovuta tirare in parte, vabbè. E niente, adesso sono a casa, visto che sono arrivata abbastanza lontana. L'iPhone, l'applicazione dell'iPhone Salute, segna 5,4 km. Visto che c'è il sole, sono di fuori, c'è la luce naturale, vi faccio vedere le unghie che sono già rovinate, quindi questi adesivi io non li consiglio. È bello che li ho anche regalati nell'ultimo giveaway che ho fatto e mi dispiace perché effettivamente non durano praticamente niente. Sono le 16:20, sono rossissima, devo ancora mettere la crema tra l'altro, vabbè. Appena fatto la doccia. E qui ho la roba da stendere, da finire di asciugare. Ci sono delle cose asciutte e cose invece ancora umide, quindi vabbè, ho piantato tutto là, sono andata a farmi la doccia e ho appena messo legna. Per questo weekly vi saluto. Adesso vorrei fare la tinta ai capelli, per quello li vedete così, non li ho lavati. Vorrei tingerli perché ormai è diventato questo colore insulso e quindi vorrei dargli un senso. Vi ringrazio, se vi è piaciuto il video lasciate un like se vi va, se non siete iscritti iscrivetevi e se vi fa piacere. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana con nuovi video. Ciao!